Oggi veramente possiamo dire aver sbancato un po' tutto. Esattamente sono 5 ori e un argento, per cui ci tengo, sono orgoglioso dei miei soci, dei nostri dipendenti, dei nostri casari, per cui oggi sono veramente contento più per gli altri che per me stesso, perché ho portato a casa gli onori del lavoro degli altri. C'è grande visibilità e quindi anche per il nostro territorio bellunese è importante esserci. Difatti non c'era solo Lattebusche, c'erano diverse aziende della provincia di Belluno che hanno partecipato alla manifestazione. Lattebusche è onorata di esserci, è sempre stata promotrice anche di insistere a fare questa manifestazione. Il Veneto si contraddistingue per le produzioni, insomma, del settore lattiero-caseario, e noi oggi, insomma, godiamo del buon lavoro fatto. Qui oggi c'è una varietà di formaggi, no, che è veramente straordinaria, e la qualità che sta crescendo. Si vede proprio che nei caseifici la cultura, i mastri casari che abbiamo, queste eccellenze che ci sono, no, è una soddisfazione immensa. C'è uno stimolo di confronto che è qualcosa di meraviglioso. Io ho visto che quando ci si mette a confronto, come anche nel Prosecco, le primavere del Prosecco che si confrontano, uno è portato a migliorare, no, il proprio prodotto. Allora questo secondo me è una delle prime cose. Poi naturalmente i nostri prodotti li dobbiamo portare, li dobbiamo far conoscere. Non è importante vincere la medaglia, a caso è importante partecipare. Dopo se si vince la medaglia tanto meglio, però l'importante è esserci, perché esserci vuol dire dare importanza e lustro alla manifestazione, è questo che Lattebusche ha cercato sempre di fare.